ragazze, è troppo buio. Faretti? La luce dall'alto? Sei pazza? Comunque a me fa strano andare a cena a casa sua. Certo, ci perdiamo il derby. Questa scelta minigonna e stivaletto mi sembra molto equivoca. E noi siamo equivoche. Quindi o Sala o Coccumella. Se si chiama Coccumella vado via. Ti ha fatto strano l'invito a casa? Strano? No. A me piace stare a casa. Ma così sembra che abbiamo dei problemi. Mi piace il nido. Ha detto nido. Ma mo pure il nido. Ma il nido no, dai. Primo anno di liceo ero già fidanzatissimo. Un romantico. O un pavido conservatore. Io invece ero ninfomane. Controllati, era ironica. Dio, che bello! Anche meno. Bello. Mostrati interessata. Ora sorriso divertito, meno denti. Vogliamo sdraiarci a tavola? Quante volte si può essere imbarazzanti in una vita? Che ho detto? Perché la sensibilità deve essere sempre nascosta, eh? Voglio puzzare di maschio. Vi fate capire cosa volete? Dai, momento voi maschi. Ma come siete fatti voi maschi? Assetto tartaruga, testa china, non un fiato. A te non piacerebbe spegnere il cervello? Questa qui non ci ascolta. Hai chiesto cosa gli piace? Ma che c'è? Di che stai al bar? Facciamoci legare. Questo è un uomo solo e invaria di se stesso. Ma ti sembra una cosa normale? Piangere e ridere nella stessa sera, vi sembra poco? È fragile, forte, coraggiosa, spiritosa, deve andare avanti. Sembra persa, ma è solo che non vuole essere trovata. 1, 2, 3. Credo che ci sia una partita di football. Ma ci tenevi a vederla? No. Chi ha deciso di venire? Era il momento giusto. Ma che ci lascia così?